Allora, Alberto Esposito, allora, complimenti, è stata davvero una partita incredibile, anche la Figempa è stata davvero una vostra degna concorrente, la Campese oggi ci ha messo di tutto, ci ha messo il cuore, ci ha messo una straordinaria prestazione. Sì, sì, non volevamo farla in difesa la partita perché poi loro hanno un attacco micidiale, quindi ce la siamo giocata veramente aperti, tutte e due, è stata una bella partita, mi sembra che tutti si siano divertiti, è chiaro che noi ci siamo divertiti di più. Cioè, adesso è proprio una gran felicità, poi se lo meritano tutti. Difficile ora ringraziare, certamente come eravamo partiti all'inizio per la società era un dramma ed è una soddisfazione ancora maggiore dedicata veramente a quei pochi dirigenti che ci hanno creduto e che hanno fatto veramente tantissimo. Una Campese che era partito dal nulla luglio scorso, è stato un lavoro, certo riuscire subito in un anno a fare un lavoro del genere non è una cosa semplice. Beh, sì, non era semplice, hanno avuto fiducia del mio lavoro, soprattutto nel costruire la squadra, anche se il tempo è stato poco, però posso sempre contare su giocatori che mi rispettano, che sanno dove li porto. Non era facile portarli in seconda categoria, giocatori di categoria superiore, inutile fare i nomi, ma insomma si vede poi dal campo. Quindi insomma un plauso anche alla società che ha creduto in questo, una dedica particolare va a Danila Rizzo, la vicepresidente, alla figlia che è la segretaria e a Elena e a Franco Bottero, che sono un po' le anime di questa, poi per carità tutti, il presidente, tutto, però loro so cosa hanno fatto durante l'anno, sono state veramente grandi, anche perché avevamo un numero di giocatori molto limitato, perché praticamente abbiamo fatto il campionato in 15, insomma, poi sì, a 17-18 ci arrivavamo, ma insomma eravamo un po' così. Ecco, quando è che hai creduto veramente che la Campese potesse vincere il campionato? Perché insomma Figempa e Rossiglionese sono state due degne avversarie, sì, però a un certo momento voi ve ne siete andati. No, a metà campionato, cioè, io ho sempre creduto ad arrivare nei primi posti, l'ho sempre detto, non è che ora mi sono tirato indietro. Nei pronostici ho sempre detto che era una squadra da primi posti, certamente nel girone di ritorno abbiamo avuto proprio, mentre gli altri cominciavano a piangere, ci siamo resi conto che nel momento in cui gli altri piangevano sempre sulle disgrazie, si lamentavano addirittura della neve che avevano avuto loro, allora abbiamo capito che poteva essere il nostro anno, perché quando senti queste cose dici strano, non so, questi si lamentano perché a San Desiderio c'hanno la neve o a Struppa c'avevano la neve, insomma, credo che noi lì ci siamo accorti, ma poi anche ci siamo accorti proprio insomma, il giorno di ritorno è stato clamoroso, abbiamo fatto 13 vittorie e una sconfitta e manca ancora una partita. Anche perché è un campionato che tutti davano equilibrato, lo state vincendo con 8 punti di vantaggio. Sì, no, è vero, siamo stati superiori alle attese, il momento non c'è un momento, tutto l'anno quando ti accorgi che le cose, certamente il giorno di ritorno è stato, siamo rimasti tutti molto uniti, ci andavamo a allenare a Voltri, fatiche, però l'abbiamo sempre fatto con divertimento, allora quando vedi che lo fanno così con divertimento vuol dire che stai seminando bene, con dei ragazzi in gamba.